siamo con Mattia Coco. Mattia, una tua impressione sulla partita? No, intanto buonasera a tutti. Credo che stasera, non so, forse il risultato non è troppo giusto per quello che ho visto in pista, soprattutto nel primo tempo. Credo che abbiamo avuto molte palle gol che non abbiamo sfruttato e questo alla fine ci ha punito come al solito. Prendiamo 1 o 2 gol e poi andiamo sotto, è difficile salire. Questo penso sia un po' la parte negativa di questa partita. Sì, infatti un Valdai che comunque anche questa volta ha creato molto, ma ancora una volta è mancato nel finalizzare qualche occasione in più, che si poteva fare qualche gol in più, insomma. Sì, sì, no, esatto. Credo che sia stato fondamentalmente questo il punto, anche un po' come la partita di Montecchio. Dobbiamo lavorare su questo in settimana, credo in tutta la squadra, perché comunque non abbiamo mai mollato fino alla fine e andiamo avanti.